Chiuderà proprio con Aspra, Fulgatore che inizia adesso con Costantino che va subito a un lancio a cercare Tarantino, poi creare un pericolo concreto. Costantino va col destro, buona palla per Palazzo, il miracolo da parte di Mistretta, e questa è la prima occasione della partita e l'hanno creata proprio i ragazzi di Mister Correnti con un colpo di testa di Palazzo. Ci penso un po' e alla fine va il rinvio. Barbera mette giù bene il pallone, servito Giglio, c'è Marrone in mezzo, calcia Giglio, in qualche modo Mistretta, seconda opportunità della partita, sempre per la formazione ospite. Si butta in aria l'Aspra, Nicosia di testa e arriva il gol di Nunzio Nicosia che si sblocca con questa maglia. 1-0 a favore dei ragazzi di Mister Correnti, un colpo di testa per il momento decide la sfida. Marrone di testa anticipato da Cirrone, l'Aspra deve continuare così. Intanto Giglio, buona la palla per lui, il rimbalzo lo beffa un po', poi Discordia se la perde, anzi è Amato, Marrone davanti al portiere, 1-2 micidiale dell'Aspra, si sblocca anche Mirko Marrone con questa maglia, alla prima da titolare in eccellenza, un rimbalzo ha favorito alla fine l'Aspra e Marrone non ha sbagliato davanti a Mistretta. 2-0, cambia ancora il parziale al polisportivo di Fulgatore. Occhio perché il pallone è buono per Barbera, che può andare a lottare con Amato, ancora Barbera, alla meglio il 9, insiste Barbera, fino in fondo, alla fine Mistretta risponde, poi Marrone si gira e calcia, ancora Mistretta, 1-2 micidiale anche nelle occasioni dell'Aspra, che ora alza il pressing, erroraccio della difesa biancazzurra, e il gol da parte di Marrone, doppietta dell'ex Geraci. Ivan D'Amico, zona per lui, bellissima la palla per Inglese che davanti a Daniele si supera il numero 1 dell'Aspra, poi povero male, ma che parata da parte di Mirko Daniele, lanciati in questa dimensione di altissimo livello. Tanto sfiora il 3-1 il Fulgatore con questo inserimento di Campanella che si dispera. Due centrali però efficace il pressing dell'Aspra con Nicosia, poi Barbera, Giglio si propone Clemente, zona tiro per il 20 che calcia, risponde presente Mistretta, subito protagonista, subito pericoloso Clemente, un po' fino alla fine. D'Amico, palle, cross, Daniele non esce e ad un passo dal 3-1 da Guagno e arriva qui il triplice fischio, l'Aspra sbanca Fulgatore.